Buonasera e benvenuti al Prato Marche di Via Grande, dove oggi assisteremo all'Opening Day di Serie B femminile, quindi questa lunga giornata con 3 partite consecutive che apriranno la stagione della massima serie regionale per le donne. Io sono Roberto Quartoni e accompagnerò in questo lungo pomeriggio e con me c'è la Presidente della FIP Sicilia, Cristina Correnti. Buonasera Presidente. Buonasera, grazie. Secondo anno di Opening Day, questa innovazione è introdotta appunto dalla stagione 2022-2023, l'anno scorso è stato un buon successo, quest'anno cosa ti aspetti? No, quest'anno mi aspetto di nuovo un grande successo, una grande partecipazione. Le squadre hanno gradito l'anno scorso, ma anche il fatto di poter portare sulla nostra pagina del comitato il basket femminile siciliano deve essere da impulso per le giovani leve. Già abbiamo avuto un riscontro con le iscrizioni nell'Under 13 femminile che sono passate da 10 squadre a 22 squadre, quindi cerchiamo di continuare in un'opera di promozione del nostro basket femminile. Anche perché oggi assisteremo anche a una partita come quella che stiamo per vedere tra San Matteo e Ievatin, due delle squadre che sono candidate alla vittoria finale. Sarà un campionato con 8 squadre, tutte quante faranno i playoff, quindi dovrebbe essere anche un bello spettacolo dal punto di vista organizzativo. Assolutamente, tenteremo nel futuro di poter incrementare, però partendo da un momento di crisi, soprattutto dopo Covid, siamo molto contenti del risultato. Iniziamo con una partita che dovrebbe essere abbastanza interessante, con una EV Team giovane e una San Matteo che quest'anno si rinnova fra un mix di vecchie e nuove. Speriamo che sia appunto un bello spot per il nostro movimento. Perfetto, grazie Presidente e buon divertimento. Grazie, buon divertimento a tutti. Dunque adesso vado a leggervi brevissimamente almeno i quintetti in campo, non riusciamo a leggere i roster proprio perché il tempo è un po' stretto. San Matteo in maglia bianca attaccherà verso sinistra del teleschermo, numero 7 Scardino, numero 15 Raffaele, 16 Cosenza, 17 Casanzeva, numero 29 Melita, allenatrice è Simona Grillo. Dall'altra parte in maglia nera la Aiava Team di Ragusa con il numero 10 Elena Mallo, numero 35 Chesseri, numero 58 Mazza, 59 Gatti, 60 Olodò, coach Ivan Baglieri. Gli arbitri dell'incontro sono i signori Alvin Perrone e Mario Giunta. Al tavolo Stefania De Luca segnapunti, Gabriele Gugliusso cronometro, Gabriel Spampinato 24 secondista. Sarà, come diciamo appunto con la Presidente Correnti, una partita molto importante perché rappresenta il vertice di quest'anno, di questa stagione. C'è stata anche l'occasione per poter vedere le due squadre in campo sempre qui al Palato Marchio per l'occasione dell'Etna Cup, del torneo amichevole precampionato organizzato dalla Pallacanestro Via Grande. Ha vinto la Ieva Team in questa occasione. Squadra quest'anno largamente rinnovata, quella di coach Baglieri, perché ha aggiunto due giocatrici assolutamente fuori categoria, ovvero Laura Gatti che si appresta a effettuare il salto a 2 insieme alla neoacquisto del San Matteo Messina, ovvero Valeria Casanzeva. Laura Gatti che ha vinto la Serie 2 due stagioni or sono con Valdarno, l'anno scorso era Umbertide, e poi la 2001 Federica Mazza, una delle giocatrici siciliane più importanti degli ultimi anni, nazionale giovanile, l'anno scorso a Sassari in Serie A1. C'è qualche problema da sistemare al cronometro probabilmente, vediamo già 9.54 quando la partita è iniziata, ma alla fine ci siamo. Sono le 14.07, l'arbitro Perrone è pronto per alzare la palla a 2, sta ancora verificando in realtà. Ok, dovremmo esserci. Dicevo invece dall'altra parte San Matteo, squadra che si basa sempre sul suo zoccolo duro di giocatrici messinesi che da tanti anni ormai hanno il pallino, il vertice della pallacanestro femminile messinese. In campo c'è per esempio Martina Cosenza, Manuela Raffaele e la Scardino, Elisabetta Scardino, che sono tra le giocatrici più esperte in questo momento per la formazione in maglia bianca. La coach è Simona Grillo. E ricordiamo sempre che San Matteo Messina è la squadra, la società fondata da Pierluigi Mollica, ovvero il dirigente che ha questo intitolato negli ultimi 2 anni la Serie B proprio per il suo alto valore morale, purtroppo scomparso prematuramente, che lascia un vuoto enorme. Per quanto riguarda la formula abbiamo visto un po' quello che è l'abbiamo parlato prima con la Presidente, ovvero formula che dice 8 squadre, tutte e 8 andranno nei playoff con quarti, semifinali e finale. La vincente della finale andrà a fare uno spareggio che darà ammissione e poi ai concentramenti di promozione per andare in Serie 2, sempre collo della bottiglia molto stretto. Lo spareggio verrà fatto contro la formazione
della Campania, la terza classificata della Campania, si giocherà in pieno maggio e da questo spareggio uscirà una squadra che entrerà nel concentramento numero 2. In semifinale ci sarà la sfida contro la vincente del Triveneto, mentre nella finale si dovrà affrontare una tra la campionessa del Piemonte e la vice campionessa della Lombardia. Ripeto, un collo da bottiglia molto stretto che ormai da molti anni rende molto difficile il passaggio di categoria dalla Serie B regionale alla Serie 2. La situazione è diventata così difficile anche perché è stato abolito quel terzo campionato che si trova tra la Serie 2 e la Serie B regionale, una volta chiamato Serie 2, poi fu chiamato Serie B d'eccellenza, infine Serie A3. Oggi appunto non esiste, non c'è questo terzo campionato nazionale. Molto simpatica la faccia di coach Ivan Baglieri in maglia verde accanto al tavolo che sembrava un po' scocciato, adesso ha tolto quell'espressione ma era abbastanza simpatica. Ringrazio Filippo Ciavorella di Sportme che è qui accanto a me e mi farà compagnia fino a stasera. Ancora problemi, c'è Gabriele Gugliuzzo che si sta un po' disperando, lui che è il cronometrista della partita con appunto l'apparecchio di ultima generazione che però sta creando qualche problema di troppo. Dico qualche altra cosa sulla partita, in campo il numero 10 in maglia nera è Elena Mallo, oppure ci fermiamo qualche secondo e poi ritorniamo quando finalmente si sistema l'attrezzatura.
Ok, sistema il cronometro, c'è qualche problema per l'impostazione del cronometro, dovremmo essere pronti per partire. Ricordiamoci con Kazantzeva e Laura Gatti in assalto a 2. Prima palla per San Matteo, giù il gettone, si inizia con questo opening day di Serie B femminile. Scardino in possesso di palla, difesa molto stretta di Kessari, Scardino serve Kazantzeva, Kazantzeva stoppata da Laura Gatti. Prima azione interessante della gara con Laura Gatti che fa vedere la sua presenza sotto canestro. L'immensa lunga bresciana. Maria Raffaele si incarica di rimessa, ci prova da 3 Scardino, il tiro è lungo, imbalzo ancora di Kazantzeva. Scontro fra titani sul pitturato. Maria Raffaele si allontana sotto il blocco, prova la penetrazione in terzo tempo. Olodo con una sorta di muro pallavolistico manda la palla direttamente in tribuna. Olodò anche lei nel giro della Serie A come molte ragazze in maglia nera con la pasta all'acqua Ragusa. Riesce a deviare ancora. 4 secondi a giocare per San Matteo, penetra Scardino, la palla va fuori spizzicata da Claudia Kessari. 1 secondo e 2 sul cronometro 24. Adesso ancora Raffaele si incarica della rimessa. Serve Kazantzeva, prova un catch and shoot, pallone sul tabellone, Federica Mazza riparte per la Java Team, serve Kessari, un passo indietro, ancora Mazza, decide cosa fare, ribalta da tutt'altra parte per Laura Gatti, penetrazione, chiusa da Kazantzeva, serve con un grande assist Olodò, subisce fallo è stato commesso da Martina Cosenza, andrà a tirare Melen Olodò. Siamo, ricordiamo, nella casa della Pallacanestro Via Grande, che ringraziamo per l'ospitalità qui in un centro che il basket non aveva mai visto, che da 3 anni ospita la società che fino all'anno scorso si chiama Rainbow e che ha appunto vinto gli ultimi 2 campionati di Serie B femminile. Quest'anno anch'essa sarà protagonista del campionato, anzi giocherà l'ultima partita di oggi. Intanto 2-2 per Melen Olodò. E 2-0 il punteggio in favore delle ragusane. Scardino per Cosenza, provano a uscire i blocchi, nel pitturato c'è Kazantzeva, un bel giro ma non va a canestro, Laura Gatti non afferra, non aggancia e alla fine Manuela Raffaele tocca il pallone, lo trattiene Olodò, anche lei con le mani sulla palla. Sarà rimessa del possesso alternato in favore di Claudia Kessari. Federica Mazza in possesso di palla, su di lei Manuela Raffaele, specialista difensiva per Mallo. Adesso Kessari in post basso, si gira Laura Gatti, non riesce a trovare il fondo della retina per 2 volte dopo il suo primo errore. Rimbalzo alla fine delle mani di Melita, di Renata Melita, classe 2000, una delle 3 Melita della pallacanestro messinese. Scardino per Raffaele, sfrutta il blocco, c'è un bel pick and roll, ma alla fine Raffaele manda la palla direttamente dalle mani di Mazza che passa dal campo, prova un assist molto strano verso Olodò, serve sull'esterno Kessari, prova la tripla, non realizza, ancora Scardino, rimbalzo, già dall'altra parte, partita molto accesa con percentuali bassissime al momento. Prova Melita a penetrare, viene ancora una volta stoppata, ancora Gatti, seconda stoppata della sua partita. Kessari per Mazza, predica calma, prova a spararla, Kessari la mette, 5-0 Ragusa, gran tripla di Claudia Kessari. Terzo punto per lei ovviamente, mentre sono 2 per Olodò. Scardino, Raffaele fa muovere come in un videogame la compagna Kazantzeva, sempre lontanissima da canestro, finta un consegnato, poi dà la palla a Scardino. Penetrazione di Elisabetta Scardino, fallo di Mallo, fissato dall'arbitro giunta. Mallo, una delle 2 migliori marcatrici dell'ultimo campionato, l'altra è la compagna di squadra Salice, guarda un po' indispettita l'arbitro. Sarà rimessa dal fondo, ancora una volta Raffaele si incarica della rimessa. Scardino, Olodò anticipa Cosenza che poi tocca il pallone e lo manda a bordo campo. Fondamentale la presenza di Olodò al fianco di Gatti nel pitturato. È davvero difficile superare le 2 giocatrici per la formazione messinese.
C'è un cambio, entra Asia Fiona Morabito, scuola Unime ICR. Le dà il cambio Scardino. Ragusa in possesso di palla con Chessari. Serve Gatti, supera Casance, va proprio dalla media. Il tiro va a fine sul ferro, rimbalzo di Mallo dopo tanti tocchi sotto canestro. Gatti, cambio di velocità, alla fine proprio un reverse, non va a segno, poi riesce a recuperare il pallone che sembrava già di marca messinese. Mallo, tiro corto, rimbalzo di Casanseva, 2 contro 1, serve Morabito, ancora Casanseva, va a segnare, si sblocca San Matteo, 5-2 il punteggio. Gran canestro, grande azione, tutto brave le ragazze messinesi a recuperare un errore commesso nella fase di rimbalzo. Olodò non aggancia, brava Cosenza che ha ingannato la lunga avversaria. Sarà rimessa dalla zona d'attacco per la formazione di coach Simona Grillo. Renata Melita dovrà effettuare questa rimessa in gioco. Laura Gatti anticipa Casanteva, parte in palleggio, va a finire sulla caviglia il pallone. Saranno ancora 14 secondi per San Matteo Messina per concludere l'azione. Aspetta qualcuno Melita, alla fine trova Morabito. Per Manuela Raffaele. Ancora blocco. Raffaele, bella. Una sorta di Eurostep, ma alla fine non va a segno. Melita recupera su Mallo. Mallo che sembrava che sia da un 1 contro 0. Melita da dietro le ha rubato il pallone. Adesso da già dall'altra parte con Raffaele. Subisce fallo di Olodò che se ne incolpa. E dunque adesso San Matteo Messina avrà ancora possibilità di attaccare. Time out. Noi ci fermiamo per qualche secondo. Ragusa 5, Messina 2, Aieva Team contro San Matteo, opening day di Serie B femminile, qui da Via Grande, dal Palato Marchio, l'impianto appunto di Via Grande, per questa lunga giornata di pallacanestro. Prima partita importantissima, grandi ritmi tra le due squadre, in maglia nera ricordiamo Ragusa, Aieva Team, dall'altra parte in maglia bianco-rossa il San Matteo di Messina. 16 secondi scusate, per la formazione messinese. Casanseva prova a girarsi un po' sbasso, si gira, brava Casanseva a stupire Gatti. Vi segnalo questo scontro tra giganti, ovvero Casanseva e Gatti, che sta infiammando questo primo quarto. Le giocatrici d'alta categoria. Olodò sbaglia un facile appoggio sotto canestro, Cosenza si porta il pallone fuori, sarà rimessa dal fondo con 14 secondi per Aieva Team Ragusa. Federica Mazza recupera il pallone, ricordiamolo, fatto il sorteggio giovanile appunto tra Ad Maiora Ragusa, che è l'altra formazione femminile ragusana, e appunto Aieva Team. Chessari subisce fallo da Morabito, dunque ancora un fallo, sono al momento 1 per la formazione di Messina e 2 per quella di Ragusa. Sarà semplice rimessa laterale per Claudia Chessari, è lei che se ne incarica. Palla per Mallo,
sfrutta il blocco di Olodò, bel pick and roll, Olodò questa volta ancora corto il tiro, prima era lungo, adesso è corto, palla che va a finire a fondo campo, rimessa per San Matteo Messina. Cambio, si fa esordire in maglia San Matteo Lara Shine, l'anno scorso all'Elite Roma, classe 2007, al momento la più giovane tra le giocatrici in campo, tantissime classe 2000, qua tra virgolette le anziane, forse l'anziana in assoluto della partita è Emanuela Raffaele che ha 29 anni, tutte le altre veramente molto giovani. Morabito per Melita, Kazantseva si gira, ne ha 3 addosso, stoppato da Olodò, Di Fine recentemente entrata, subisce fallo da parte di Melita. Josephine Di Fine, lei è l'elemento tra virgolette locale perché è di Palagonia, provincia di Catania, cresciuta però nel giovanile di Aieva Team, quest'anno uno degli ultimi tagli prima del mondiale Under 19, ci avevamo creduto tutti che Josephine potesse arrivare fino al mondiale, ma alla fine comunque grandissimo orgoglio per una giovane siciliana. Mazza per Laura Gatti, non consegna a Kessler, consegna invece a Di Fine, prova la penetrazione, va a segnare il gran canestro di Josephine Di Fine, ne aveva anche lei 2 addosso. Ragusa sempre avanti, si porta sul +3, fallo, no scusate, 8 secondi fissati da Alvin Perrone, si gasano i ragazzi ragusane perché appunto hanno impedito alla formazione messinese di passare a metà campo. Continuo a dire buoni ritmi in questa gara tra le due squadre, per essere una prima di campionato stanno facendo vedere buone cose, molto male a livello di percentuali, ma sicuramente la partita è godibilissima. C'è una palla trattenuta tra Raffaele e Kesseri. Raffaele, l'ho detto più volte, specialista difensiva per la formazione di San Matteo. Pressing altissimo di Aieva Team, addirittura prova ancora una volta a far andare fuori i giri Morabito, che è la play in sostituzione di Scardino. Morabito anche lei giovanissima, classe 2005. Melita chiama schema, ancora un pick and roll, fallo in attacco fissato a Kazantseva. Fallo in attacco, ha allargato troppo il gomito in questo pick and roll. Dunque palla Ragusa, 3 falli per la formazione messinese, ancora uno per l'esaurimento del bonus. Kesseri, gran protagonista della serie finale di 2 anni fa della Serie B femminile tra Aieva Team e l'allora Rainbow Viagrande. Kesseri sfrutta il blocco di Olodò, Di Fine, penetrazione Di Fine, scarico su Kesseri, prova la tripla dall'angolo, sbaglia, rimbalzo di Kesseri. Ancora Mazza, rallenta i ritmi, mancano 7 secondi. Prova la penetrazione Kesseri, subisce il fallo di Morabito che allarga le braccia. Si chiede, no scusate, il fallo è stato offensivo di Di Fine, fallo offensivo di Josephine Di Fine, e sa lei andare con troppa irruenza in penetrazione, sottodati in inganno dal movimento di Morabito. Resta in valore altissimo, il triplicano sulla portatrice di palla, resta in maglia nera. San Matteo chiama pugno, schema pugno, esce Melita dai blocchi, ancora Kazantseva, sfrutta moltissimo il blocco alto di Kazantseva, però non riesce a sfruttarlo Melita. Sull'angolo Raffaele, penetrazione, fallo di Kesseri. Sulla penetrazione di Raffaele. 2 tiri per la guardia messinese, classe 94, capitana di San Matteo. Cambio, entra Betta Salice per Claudia Kesseri. Salice, lo ricordavamo prima, miglior marcatrice della Serie B assieme a Mallo. Buono il primo di Emanuela Raffaele. Primo punto per lei in partita. Qualche discussione sulla posizione dei piedi sulla lunetta del tiro libero. Quest'anno pare che sia molto attenzionata la questione di invasione. Secondo errore
quindi 1 su 2 per Raffaele, rimbalzo di fine da parte già Chessari, schiacciato terra per Gatti, ancora ci va Mazza, il tiro tra le mani di Shine dopo il rimbalzo, dopo essersi infranto sul ferro. Melita chiama ancora schema, si è un po' scambiato il ruolo con Morabito. Melita butta la palla, non riesce a tirare bene perché Gatti è veramente un muro sotto l'anello, prova la tripla Morabito, rimbalzo di Casanzeva, subisce fallo di fine, ancora 2 liberi per San Matteo Messina con Valeria Casanzeva e un cambio. Si prepara Ludovica Arrigo, anche lei ex Unime PCR, le dà spazio Renata Melita. Sono 2 tiri per Casanzeva, già per lei 4 punti, miglior marcatrice della gara assoluta. Sbaglia il primo libero. Ancora un tentativo per lei per cercare di riavvicinarsi un -1. Sbaglia anche il secondo, 0 su 2, rimbalzo di Gatti che però va a finire a fondo campo. Saranno 14 secondi per San Matteo. Manuela Raffaele, tanto si avvicina Golfo Basket per la seconda partita contro Catane. Shine, Morabito, provocazione Raffaele, crolla a terra. Il fallo credo sia fischiato alla fine a Mazza. Confermo. Bisogna pulire a terra. Vediamo adesso chi troveranno per pulire. Ci vuole lo spazzolone che non viene trovato. Le ragazze utilizzano le loro scarpe come buona regola. L'anno scorso campionato molto particolare per Aieva Team, per la prima volta dopo molto tempo sono finite fuori dalla zona promozione, in zona playoff, hanno avuto un record addirittura inferiore al 50% di vittorie, con 5 vittorie e 9 sconfitte, mentre San Matteo arriva in finale contro la Rainbow, perdendo poi in 2 gare, una partita molto combattuta, soprattutto la partita qui in casa fu un punteggio bassissimo. Dunque siamo pronti per i 2 tiri per Manuela Raffaele. -1, si riavvicina San Matteo. 2 su 2 e dunque finora 3 su 4 dai liberi per Manuela Raffaele. Di fine rallenta, passa la palla a Olodò per Salice, basso indietro, incespita un po' sul pallone, alla fine da Olodò, ancora per Gatti, prova l'azione, supera 2, scarica sull'angolo per Salice, 2 punti per lei, si riporta avanti Aieva Team con i primi punti di Betta Salice. Passo 5. Fallo questa volta fischiato appunto a Salice, autrice degli ultimi 2 punti. Primo fallo per lei, ancora 2 liberi per Morabito per la play classe 2005. Morabito l'anno scorso ha chiuso con 10,8 punti di media con la maglia dell'Unime. 1 su 2 per lei, primo punto della sua gara, ancora -1 San Matteo, 2 minuti alla fine di questo primo quarto. Di fine, Salice, sotto canestro, Gatti si gira, velocissima, e una grande giocata di Laura Gatti, ancora 2 punti per Aieva Team che scavalla la doppia cifra, siamo a 11,8 come punteggio. Casanzeva fa andare al bar Gatti, scarica per Raffaele, non aggancia Morabito, palla alla fine a fondo campo, sarà rimessa per Aieva Team Ragusa.
Ancora un cambio, rientra in campo Kesseri, è concesso solo qualche secondo di riposo. Coach Ivan Baglieri, che da quest'anno è affiancato dalla sorella Sharon in panchina, freschissima di esame dall'allenatrice di base Sharon Baglieri, adesso affianca appunto il fratello. Lei che è stata play, ha giocato anche in Serie A con la Passa Lacqua, l'ultima esperienza con la Rainbow Via Grande qui 2 anni fa. Subisce fallo Olodo che si gira in post alto, fallo fischiato a Morabito, credo che sia il secondo fallo personale per lei. -3 Olodo, 2 punti per lei finora, incrementa a 3. Olodo che da tanti anni veste la maglia della Ieva Team, gioca anche lei in Serie A, qualche presenza, molte in panchina, qualcuna anche in campo. Grande recuperata sempre da giocatrice di colore, e altri 2 punti per Kesseri. Mini break per la formazione ragusana. Siamo al momento del punteggio 8-13, il mini break è di 1-6 e noi ci fermiamo qualche secondo. Riprendiamo dal Palato Marchio, primo quarto di San Matteo in maglia bianca, Ieva Team in maglia nera, 15-8, mini break, scusate, prima ho detto 1-6 invece 1-8, il parziale aperto per la formazione ragusana. Raffaele in possesso di palla per Messina, sfrutta il blocco di Casanzeva, ma serve sull'angolo, Arrigo, stoppata da Di Fine, gran giocata ancora della giocatrice palagonese. Fallo di Arrigo e cambio immediato di coach Grillo che richiama in realtà Morabito, non Arrigo, in panchina. Entra, primi minuti per lei, Giulia Ingrassia, classe 2003. Giulia Ingrassia, che anche lei da tanti anni in maglia San Matteo, benché sia una classe 2003. 1-2 per Josephine Di Fine, terzo punto della sua gara. Sta per finire il primo quarto, lunghissimo, considerando anche il ritardo per la questione cronometro che per qualche minuto ci ha tenuto sulle spine. Shine, grande passaggio per Raffaele che viene messa giù da Josephine Di Fine. Si chiariscono subito le due giocatrici. Rientra Mallo per Di Fine, già il terzo fallo. Situazione di falli pesante per coach Baglieri, che deve rinunciare a una delle giocatrici più importanti. Entra al suo posto Elena Mallo. L'anno scorso Elena Mallo ha chiuso a 215 punti, miglior marcatrice assoluta della categoria con 16,5 di media. Premiata anche dal comitato regionale, che dallo scorso anno appunto ha introdotto i premi per i migliori marcatori dei vari campionati maggiori senior. Altro cambio, esce Olodo, entra al posto suo Mazza, anche per lei pochi secondi di break in panchina. Errore di Raffaele ai liberi. (0-2), rimbalzo di Mazza. Serve per il contropiede Salice, grande azione, Kesseri 2 punti e sarà anche un libero per lei.
Kessler diventa la nuova miglior marcatrice della gara, 7 punti per Claudia. Così vede anche di incrementare il suo score quando mancano 41 secondi alla fine del primo quarto. Mette a segno questo gioco da 3 punti, continua a aumentare questo break che già tocca l'1-11 in questo fine primo quarto, scusate, in favore di Ragusa. Chiama a schema Raffaele, sempre il blocco di Kasantseva, Mazza è là, non la molla, le impedisce la penetrazione, stiamo finendo 24, Kasantseva serve, ribalta su Raffaele, dalla media tiro che va a intangersi sul ferro, rimbalzo per Kessari che innesca Salice velocissima, tiro corto, rimbalzo di Kessari direttamente al fondo campo, sarà rimessa al fondo per San Matteo. Ultima azione del primo parziale per la formazione in maglia bianca. Raffaele, si gira Raffaele, su di lei Salice, non c'è fallo, stanno finendo i secondi, stoppata, ci prova Mazza, direi proprio stoppata di Mazza su Arrigo, finisce il primo quarto, avanti di 10 punti Ragusa, ma ci vediamo qualche secondo. Iniziamo con il secondo quarto di San Matteo Aieva Team Opening Day di Serie B femminile. Già in tribuna la Golfo Basket di Alcamo che giocherà la seconda gara del giorno contro la Catene Basket. Bonus. Bonus. Falli. 8-19 il punteggio. Si inizia con questo secondo quarto con Ragusa in possesso di palla. Laura Gatti lontana da canestro per Salice. Salice prova la penetrazione, scarica su Kessler, ancora Gatti, extra pass verso Mallo. Tiro alla distanza di Mallo, rimbalzo di Raffaele, il tiro un po' lungo. Scardino rientrare in campo, fondamentale la sua presenza nei primi minuti. Senza di lei in campo il punteggio è crollato praticamente per la formazione messinese. Kasantseva prova l'appoggio, 2 punti per lei, si sblocca dopo 5 minuti buoni il San Matteo Messina. Sesto punto per la giocatrice ucraina e si ferma con l'emorragia di punti di cui parlavamo prima. Prova la tripla ancora Kessari, rimbalzo di Raffaele che praticamente sta facendo una lunga aggiunta. Scardino, Shine. Si fa vedere Kasantseva, ma Laura Gatti non la molla, la francobolla, Ingrassia, bloccata ancora da Gatti, Shine, prova la tripla,
il tiro è lungo, rimbalzo di Salice per Chessari, Gatti, Mazza, scusate, Mazza, prendi la calma, Mallo, adesso ancora palla a Salice, prova la tripla, a rimbalzo non mancano le sportellate, alla fine palla San Matteo Messina, Scardino, Kasantseva, serve Raffaele che non aggancia, le ruba la palla Chessari già dall'altra parte per Federica Mazza, sì, tiro lungo sul ferro, rimbalzo di Kasantseva che non riesce in maniera facile, stava per perdere il pallone. 8 secondi piuttosto evidenti di Scardino. Si lamentano il giudice di San Matteo, probabilmente il problema degli 8 secondi è stato dovuto anche al ritardo di Kasantseva nel disfarsi del pallone. Si dovrebbe rivedere questa azione. Possiamo dirvela in diretta, vediamo. Rimbalzo. Eh sì, è partito da 21. È partito da 21 in 24 secondi. Quindi c'è stato un errore al 24. Non verranno mai. Stanno cercando di discutere come si può recuperare questa situazione. C'è doppio cambio, entra Federica Terrone, se non ho visto male, sì, classe 2006, numero 18, mentre Simona Cascio dà il cambio a Kasantseva. Simona Cascio, la giudice penso più esperta in campo è lei in realtà, la più anziana, classe 89, 34 anni per lei, ma anche tantissima esperienza, e anche capitana nazionale Sorde, che ha vinto un bel po' di medaglie a livello internazionale. Sta ancora cercando un po' di discutere su qual era il problema. Sono 4 secondi da recuperare per uscire. Ha capito l'errore, appunto il 24 secondista, ha sistemato. Scardino, ancora pressing altissimo, mani addosso di Ragusa, molto bene questa difesa. Ingrassia, prova da 2, va a segno. Giulia Ingrassia, primi 2 punti della sua gara, 12-19 il punteggio. Terrone, Mazza, Gatti, ancora Terrone in posizione di play, ribaltamento verso Gatti. Alla fine il rimbalzo finisce 24, ma la sbroglia Manuela Raffaele per Messina, fa ripartire la sua formazione. Cascio non aggancia Scardino, la prende in qualche modo Ingrassia che serve sull'esterno Raffaele, ci prova da 3 Scardino, tiro lungo, rimbalzo di Federica Mazza per Terrone, ancora schiacciatura per Mazza. La maggior parte delle azioni passano all'ex Sassari. Terrone riceve da Chessari, poi dovrebbe servire Olodò, alla fine ancora Mazza. Ci prova dall'angolo Chessari, tiro lungo, palla in mano a Raffaele. Per Scardino, le ruba il pallone Chessari, rubata spettacolare della giudice ragusana. E poi perde palla in maniera banalissima contro Raffaele, che si invola, schiacciò terra per Ingrassia, tiro sprecato, un peccato per Messina, poteva tornare a rifarsi sotto. Gatti un coast to coast, si ferma, rallenta, serve Terrone, adesso Mazza che ha tutto il tempo per tirare i piedi a terra, tripla di Federica Mazza, più 10 Ragusa con questa tripla di Federica Mazza. Doppio cambio, rientrano per San Matteo Melita e Cosenza. D'altra parte si siede Chessari, credo che sia rientrata Salice, sì, mi pare che sia rientrata Salice. Fare sono un po'
chiacchierando ancora, 23 secondi da giocare per uscire dalla metà campo difensiva per San Matteo. Dicevo, Federica Mazza che l'anno scorso ha totalizzato 14 presenze e 16 punti con Sassari. San Matteo in possesso di palla, Scardino, Melita, Cascio prova la tripla, Melita, il tiro è totalmente lontano dal ferro, va a finire a fondo campo. Sarà rimessa per Aieva Team Ragusa con Terrone. Senza fretta, non c'è pressing da parte di San Matteo. Salice, Gatti fa finta di girarsi, poi ancora serve Terrone, grande passaggio per Salice, che assist di Terrone per Salice. Veramente grande giocata di Aieva Team che tocca il suo massimo, 12-24 più 12 il divario, recentemente era più 11 il massimo vantaggio raggiunto dalla formazione ragusana. Federica Mazza per Salice, ancora Gatti, Mazza, Salice, grande rete di passaggi contro la zona di San Matteo. Un palleggio, un passo indietro, poi il passaggio per Salice, rimbalzo ancora di Gatti dopo il tiro sbagliato da Salice. Mazza tra 3 avversari e fa lo slalom, la gincana di Mazza, ancora 2 punti per lei, sta dominando la giocatrice ragusana, ex azzurrina. Si prepara il cambio Morabito, intanto San Matteo in attacco con Melita. Le ruba la palla a Gatti, una rubata anche questa pulitissima, va a appoggiare, terzo tempo e time out necessario per coach Grillo. Per Gatti sono 4 punti, ma ci fermiamo qualche secondo. Saluto Mariana Kramer, grande giocatrice, ormai si c'è una traduzione ma argentina, che si sta seguendo da casa, lasciate un commento. Intanto riprendiamo con la diretta. San Matteo in possesso di palla, Ingrassia per Cosenza, prova la penetrazione ma Olodò rimane su di lei. Cosenza un passo indietro, può servire Cascio ma Gatti e su ogni pallone è davvero difficile poterla contrastare. Salice, 2 punti per lei, sesto della sua gara. 30-12 più 18 per la formazione di Ragusa. San Matteo con Cosenza, Cascio fa sportellate con Gatti, deve fermare il palleggio, serve Ingrassia, c'è tutta sola Melita, non la guarda invece Morabito che fa saltare Lodò. Bel terzo tempo che non va a finire a canestro, prende il suo giusto rimbalzo, subisce fallo di Terrone. Sarà rimesso dal fondo per San Matteo. Esce Cosenza, rientra Kazantseva. Kazantseva, ricordiamo appunto, giocatrice ucraina, classe 2003. Tante ucraine sono passate dalla Sicilia in questi ultimi 2 anni, lasciando ricordi piuttosto positivi per la maggior parte di loro.
rimessa dal fondo. Ciao. Grassia, Kazantseva, 2 punti per Valeria Kazantseva, ottavo della sua gara. Dunque si riduce un po' lo svantaggio. Olodò le ruba la palla a Morabito, sarà palla trattenuta, contesa tra le due giocatrici e dunque palla per San Matteo. Con 23 secondi sul cronometro. Sospensione richiesta da coach Baglieri, un po' a sorpresa, ci fermiamo qualche secondo. Torniamo in diretta, più 16 per Ragusa contro Messina in questo opening day di Serie B femminile dal Palato Marchio di Dia Grande. La seconda edizione di questo opening day, l'anno scorso eravamo al Pala Nebbiolo di Messina. Ci sono 4 partite intramezzate anche dalla pioggia in campo, oggi sono 3 le gare perché già ieri si è giocato il derby tra Verga Gonzaga Palermo contro Stella Basket Palermo. Grande azione travolgente di Melita, poi alla fine andrà a tirare 2 liberi dopo il fallo commesso da Olodò, fallo numero 2 per la giocatrice ragusana. Melita, primo non va a segno, sfortunata, fa dentro fuori il pallone sbattendo contro l'anello per 3 volte prima di uscire. Secondo assegno, dunque primo punto della gara per Renata Melita, classe 2000. Sempre Mazza per Mallo, Terrone all'angolo, Terrone ribalta dall'altra parte per Salice, ci prova il pitturato Olodò, sbaglia, rimbalzo di Kazantseva, palla rubata poi da Olodò, l'ha proprio strappata dalle mani. Salice bravissima, ancora una volta una gincana tra gli avversari. Ancora un errore al tiro, ancora un rimbalzo per Ragusa, terza azione consecutiva per la formazione in maglia nera. Mazza per Salice, Mazza la spara, piedi a terra, il tiro va a sbattere contro il ferro, ancora rimbalzo, quarto tentativo per Ragusa, ancora un errore al tiro, Kazantseva prova a sbrogliare, a togliere le castagne dalla fornace in questo caso e San Matteo riparte, si gira Kazantseva, crolla a terra, in 3 su di lei. Difesa di Ragusa sempre strettissima, mani addosso, veramente una pressione difficile da contrastare per le ragazze di coach Grillo. Rimessa a fondo campo per la formazione di Messina in maglia bianca, ovvero Giulia Ingrassia. Cambio, rientra Martina Cosenza per Kazantseva. Consigli di coach Grillo, la sua giocatrice, usa il cervello. Cosenza per Morabito. Si ferma, serve Ingrassia, penetra Ingrassia, la spalla al post alto, il tiro è lungo, rimbalzo di Terrone, passa dal campo per Terrone, su di lei c'è Melita, non commette fallo, ancora Mazza, Salice per Mazza, Olodò, prova a fare un alto basso, alla fine la palla la recupera Melita,
che consegna a Morabito, spara da 3, da almeno 7 metri Martina Cosenza e la mette. Primo punto per lei, specialista da 3 Martina Cosenza, una lunga atipica. Il punteggio è errato al tabellone, adesso vedremo qual è il punteggio reale, lo dovrebbe aggiornare il tavolo. 18-30, quindi meno 12. Intanto c'è un altro fallo della difesa di San Matteo, doppio cambio, rientra Manuela Raffaele, rientra anche Laura Gatti e Claudia Chessari, danno spazio Terrone e Olodò, mentre per Messina si siede Melita. 11 secondi per... no, forse non era no, 14 secondi, perfetto, per Aieva Team. Mazza per Mallo, ancora Chessari. Chessari per Mazza, supera Raffaele, tira dalla media, rimbalzo di Mallo, che non riesce però a palleggiare, a uscire dal post basso. E allora la palla va di nuovo fuori, Chessari, palla di attacco. Crolla a terra Morabito, Chessari alla gola di braccio. E dunque sarà rimessa da fondo campo. 3 falli per Ragusa, 0 per San Matteo. Punteggio di 18-30. Ricordiamoci è arrivato anche al più 18, se non erro, la formazione ragusana. Controlliamo dall'app ufficiale della federazione Tipstats, che ci racconta la gara in tempo reale. A partire di ieri tra Verga e Stella fino a 53-64, comunque ha vinto la Stella Palermo. Torniamo con la diretta. Ci prova da 3 Manuela Raffaele, si incastra il pallone. Sono 14 secondi per la squadra di San Matteo. Massimo vantaggio è stato 18 punti. Se ne ero sul 12-30. Sì, più 18 su 12-30, poi dopo c'è stato questo mini break di 6-0 per San Matteo. Raffaele gli spizzica la palla, Laura Gatti. Morabito, ancora una volta San Matteo Messina in possesso di palla. Manuela Raffaele. Stanno facendo 24 con Morabito che deve buttare la palla, che va a finire direttamente in tribuna. Stava per colpire gli spettatori presenti qui sulla piccola tribunetta del Palato Marchio. Ragusa per quest'ultimo minuto e spiccioli del secondo quarto. La palla viene mandata a fondo campo. Sarà rimessa, se ne incarica Federica Mazza. Ivan Baglieri sta cercando di far disporre per bene le sue giocatrici. Torna in campo intanto Josephine Di Fine, che ricordiamo ha già 3 falli. Laura Gatti supera Raffaele, supera Cascio e poi regala la palla a Manuela Raffaele. Passa dal campo la capitana messinese, non si fa rubare la palla da Gatti, anzi serve Morabito che dà un gran passaggio a Ingrassia, si gira sul fermo, 2 punti per Ingrassia. Siamo già 8-0 di break per la San Matteo Messina. Sono 4 i punti per Ingrassia finora. Di Fine per Salice, supera Cascio, stoppato di Raffaele, Salice 2 punti per lei, si sblocca Ragusa. 8 punti per Salice. Si sblocca Ragusa dopo questo 8-0 per Messina, che ha riaperto un po' i giochi. Adesso di nuovo sul più 12 la formazione Iblea. Cosenza per Raffaele, perde palla, subisce, dice il coach Grillo, un fallo, ma non è dello stesso avviso l'arbitro Perrone, che è lì accanto. Ancora una palla trattenuta, l'ennesima, credo che sia già la terza in questa gara.
rimessa per Ragusa. Josephine di fine, mancano 10 secondi alla fine del secondo quarto. Kessari per Gatti, di fine, palla a fondo campo e l'ultimo tocco è di Laura Gatti, sarà rimessa dal fondo per San Matteo che ha 1 secondo e 4 per andare a tirare, si buttano già in attacco sia Cosenza che Ingrassia. Raffaele deve fare un passaggio lunghissimo, che invece tocca ancora a Gatti. 0-1 secondo, 0-0. Vediamo che decidono gli arbitri. Sono almeno 2 secondi da giocare in realtà. Decidono che fine del quarto, probabilmente, vediamo. 1,53, già è iniziato un'altra pausa. Noi un secondino rimaniamo in contatto prima che cambino idea. Al momento Morabito 1 punto, Ingrassia 4, Raffaele 3, Cosenza 3, 8 Casanzeva, 1 Merita. Dall'altra parte Salice 8 punti, di fine 3, 8 Kesseri, 5 Mazza, 4 Gatti, 4 Olodò. Il quarto è finito, noi ci fermiamo per intervallo lungo.
Ritorniamo in diretta dal Parato Marchio di Viagrande, Aieva Team Ragusa 32, San Matteo 20, opening day di Serie B femminile. Ormai siamo pronti per iniziare questo terzo quarto di gara dopo l'intervallo lungo. La formazione ragusana arriva fino al più 18, toccando il 12-30 di punteggio, poi si è fatto un po' rimontare da questo break da 8-0 per la formazione del San Matteo, che ha chiuso il secondo quarto con grande grinta e adesso si appresta a ricominciare il terzo quarto sotto i 12 punti. Diciamo prima di Laura Gatti, che è una giocatrice che ha fatto la Serie A con Ragusa, conta in totale 14 presenze nella massima serie in 2 anni, tra il 18 e il 20 con la formazione ragusana. Poi negli ultimi 3 anni ha girato Mantova, Valdarno e Umbertide in Serie 2, totalizzando delle medie punti non eccezionali, ma comunque giocando moltissime partite. Anche a Treviso ha giocato lo scorso anno, si è divisa appunto tra Treviso e Umbertide. Mentre aspettiamo, vediamo invece da questo lato Manuela Raffaele, che dicevo una delle giocatrici più presenti negli anni di Serie B femminile. Hanno fatto una classifica qualche anno fa su Basket Tavanese e risultava lei veramente tra le giocatrici più presenti, insieme appunto a Cascio del San Matteo Messina. Rubata, si comincia con il terzo quarto con questa rubata di Mazza che serve di fine, ancora Mazza per Gatti. Chessari, Ragusa inizia con grandissima intensità questo terzo quarto, fallo di Cosenza su Gatti in post basso. Vediamo che dice l'arbitro giunta, sono 2 tiri perché si stava alzando per tirare la giocatrice bresciana cresciuta nel settore giovanile del Aieva Team Ragusa, che all'epoca era ancora Virtus Irene. Ricordiamo a Ragusa ci sono queste 2 società che sono in realtà collegate, la Passalacqua Virtus Irene che disputa la Serie 1 del presidente Davide Passalacqua, mentre la Aieva Team svolge il settore giovanile ed è guidata dal presidente Gian Stefano, fratello appunto di Davide. Ancora un fallo fischiato credo a Chessari, terzo fallo per lei. Dunque situazione falli già con 2 giocatrici di Ragusa con 3 falli, ovvero Di Fine e Chessari. Messina in possesso di palla. Appunto non ho detto che Gatti adesso è a quota 6 punti personali. Raffaele, Cosenza, la spara Cosenza da 3, il tiro è corto, rimbalzo di Gatti che ne esce in palleggio, serve Federica Mazza per Chessari. Di Fine, ancora Mazza, Olodo in post alto, ribaltamento, alla fine la palla giunge a Gatti che prova la tripla, rimbalzo di giocatrice ucraina, Kazantseva, che butta il pallone verso Scardino, lo recupera, sono 8 i secondi difensivi, dunque palla che torna tra le mani della formazione in maglia nera. In frazione di 8 secondi con Federica Mazza che si incarica della rimessa. C'è un momento di stasi, ci sono stati vari momenti di stasi in questa partita. Mazza, Di Fine, su di lei Raffaele, sempre grande rete di passaggi, dentro fuori, alla fine la palla va a finire a Mazza e prova il tiro da distanza che ruota sull'anello. San Matteo si riporta in attacco, ha sempre 14 punti da rimontare. Manuela Raffaele sui lei Di Fine, Raffaele penetra, subisce anche il fallo, aveva raddoppiato Gatti, il fallo è sempre Di Fine, quarto fallo personale per Josephine Di Fine. E a questo punto coach Baglieri chiede spiegazioni a Mario Giunta, all'arbitro. Non è per nulla d'accordo con la chiamata arbitrale dopo il raddoppio appunto di Gatti in post basso. Rimessa da fondo campo, proteste sempre molto educate da parte di coach Ivan Baglieri, uno dei giovani coach più importanti nell'isola. Tiro sbagliato di Scardino, rimbalzo di Fine, già dall'altra parte Olodò, Mazza
fallo di Ingrassia che l'abbraccia mentre prova a penetrare. Dicevo di Josephine Di Fine che ha iniziato nel mini basket con la fortitudo paragonia di coach Strano, poi è passata quasi subito con appunto la passa all'acqua Ragusa, già senior nel 2018-2019 quando aveva appena 14 anni, faceva la Serie C all'epoca, in Serie A conta 7 presenze e 4 punti con la passa all'acqua. Scardino, 2 su di lei, Cosenza tocca la palla, ammazza, momento convulsissimo della partita, come sempre Raffaele si butta su ogni pallone. 2 anni fa al Palagalermo di Catania le costò la frattura di una costola, ma a lei non interessa, si butta su ogni pallone. Grandissima grinta della capitana di San Matteo, ma la palla è di Ragusa, rimessa per Josephine Di Fine. Mazza, Di Fine tocca la palla Cosenza, la manda direttamente fuori, anticipa così Gatti, sarà ancora rimessa con 15 secondi per Aieva Team Ragusa. Aieva Team che ricalca un po' il nome di I Have a Dream, il famosissimo slogan di Martin Luther King, tristemente ripreso recentemente da politici locali. Olodò per Gatti, un ribaltamento verso Di Fine, prova penetrazione, deve servire Olodò, sta finendo 24, la spara da lontanissimo, Mazza e la mette! Federica Mazza, altra tripla, più 17 per Ragusa. Mazza quota 8, 2 triple per lei finora. Federica Mazza, giocatrice che in Serie B è assolutamente sprecata e punterà sicuramente al rientro nella Serie 2 al più presto. Proprio lei in possesso di palla dopo il tiro sbagliato da San Matteo. Chessari, ancora Mazza, davanti a sé a Raffaele, raddoppia Scardino, quindi deve rifugiarsi in Di Fine. Adesso la palla arriva a Olodò, sono 3 secondi per Olodò che si è fermata nel pitturato troppo a lungo. 3 secondi fischiati da Mario Giunta. Rimessa a fondo campo affidata in Ingrassia per San Matteo. Raffaele chiama schema giro, serve Kasantseva, Scardino non aggancia ma la palla va comunque a Ingrassia che prontina in qualche maniera, rimbalzo di Olodò, raddoppiata, ancora una palla trattenuta, la freccia indica Ragusa, sotto canestro, le mani sulla palla si sprecano e per l'ennesima volta si ricorre alla freccia. Oggi super lavoro per Stefania De Luca che è a referto elettronico, grande novità di quest'anno perché sta allargata a tutti i campionati senior in cui ci sono gli ufficiali di campo. Discussione tra Perrone e Spampinato, Perrone l'arbitro e Spampinato il 24 secondista, cioè questi 20 secondi, ovvero quello che noi possiamo vedere in questo momento. Spampinato dice che c'è stato un controllo prima della palla trattenuta e dunque si va avanti con questi 20 secondi. Solo 4 per uscire all'area, tranquillamente, dato che non c'è questo pressing in tutto campo per San Matteo, può uscire Ragusa. Di Fine per Gatti, si allontana Gatti, serve Olodò, adesso Mazza, la spara, tiro lungo, rimbalzo di Mazza che non deve muoversi per recuperarlo. Chessari, penetra Chessari, slalom, tiro in allontanamento che non va a segno, rimbalzo di Kasantseva, Scardino per Raffaele, penetrazione di Raffaele che appoggia il vetro, non vengono neanche resettati i 24 perché appunto hanno toccato il ferro, un'altra tabellata questa volta di Cosenza e Ragusa che può ripartire, Cosenza tocca il pallone, vediamo la decisione dell'arbitro, fallo fischiato a Cosenza che probabilmente ha spinto Di Fine, c'è sospensione per la panchina di San Matteo Messina, noi ci fermiamo qualche secondo.
Ripartiamo con Ragusa in possesso di palla, questo opening day di Serie B femminile, prima giornata, il massimo campionato regionale. Mazza per Chessari per Olodò, si gira, serve sull'angolo, Gatti prova da 2, il tiro è corto, rimbalzo di Olodò, si gira sul perno, tiro va fino a fondo campo, l'ultimo tocco del giudice di San Matteo, credo Raffaele, e dunque sarà rimessa dal fondo con 10 secondi per I Have a Team. Mazza per Gatti, ancora Di Fine, Chessari, extra pass verso Mazza, ancora palla per Di Fine, si muove su linee molto lontane da canestro, Olodò finisce 24, la palla è per San Matteo. Aveva comunque strappata la squadra, Maria Raffaele aveva strappata questa palla. Dopo. E dunque rimessa da fondo campo per San Matteo con Ingrassia per Morabito. Shine è entrata in partita su di lei Olodò, serve Raffaele, uscire dai blocchi, raddoppiano su di lei con lo show anche di Gatti. In post basso si prova a girare Casanzeva, alla fine il tiro va a finire tra le mani di Gatti perché è troppo corto. Già dall'altra parte di Claudia Chessari che perde il pallone, lo recupera Shine che serve Morabito per Ingrassia, era un tiro molto difficile, un passaggio molto difficile, tiro da 3 lungo per Shine, recupera la palla in qualche maniera San Matteo, Raffaele prova il passaggio veramente difficile verso Casanzeva, recupera in qualche maniera Mazza. Di Fine nell'angolo, ancora per Gatti, supera Morabito, Gatti dal posto alto, tira, il tiro è troppo decentrato e il rimbalzo va a finire a Morabito, la più bassa in questo momento in campo per San Matteo. Ingrassia per Raffaele, aspetta che si posizioni le compagne. Chiama Scala Morabito, schiacciatura per Shine, sta finendo 24, 7, 6, Olodò tocca il pallone per Casanzeva, Shine prova a spararla ancora da 3, il tiro è corto, Casanzeva prende il rimbalzo, scappa Mazza, che è veramente fondamentale entrambi i lati del campo. Fallo di Shine su Mazza, che è una trottola inarrestabile. Segnaliamo tra i commenti anche quelli di Ilaria Ingrassia, sorella di Giulia, nonché ex giocatrice di Serie B di tanti anni, e anche quelli di Martina Lecai. Ci fermiamo qualche secondo. Riprendiamo dal Palato Marche di Via Grande per la prima giornata opening day di Serie B femminile, Ragusa 37, Messina 20, questa partita dai ritmi molto alti, percentuali non troppo alte, ma comunque molto godibile. In tribuna già siedono sia la Catania Basket che la Golfo Basket, che saranno protagoniste della prossima gara. Ce ne saranno 3 in questo lungo pomeriggio di Via Grande. Sempre grazie a Filippo Ciavarello che mi accompagna di Sportme. Siamo pronti per riprendere. 18 secondi per Messina per completare l'azione d'attacco con Renata Melita.
scusate, Aieva Team deve rimettere. Si era posizionata Renata Merita per la rimessa, ma c'è una discussione sulla questione falli. Mi fa pensare alla finale a Catania qualche anno fa tra Rainbow e Aieva Team, in cui proprio Claudia Chessari si lamentò della situazione falli. E anche oggi dice di averne 3, invece sono stati segnati 4 falli. Io onestamente ricordavo pure 3 con 4 di fine. Chessari per Mallo verso Salice, ancora Chessari per Gatti. Olodò prova a mettere palla a terra, il tiro è corto perché c'è stato un fallo di Renata Melita. La tribuna dicono 3 secondi, ma diciamo che gli arbitri sono di avviso diverso. Tiro non buono, il primo di Olodò. Punteggio ricordiamo sul più 17 per Ragusa. Secondo tiro a segno, 1 su 2 per Mel Olodò. San Matteo Messina in possesso di palla con Melita. Su di lei difesa agguerrita di Mallo, la difesa è altrettanto dura quella di Gatti. Fallo subito a Casanzeva, un testa da canestro. Gatti guarda sconsolata sia il tavolo che gli arbitri. Alla fine primo fallo per Laura Gatti. Rimessa fiata Melita, tocca il pallone Gatti, va a finire fuori. 12 secondi per l'attacco di San Matteo. Ancora Melita, prova da 3, il tiro è totalmente lontano da canestro, ma l'ultimo tocco è di Olodò e dunque 6 secondi per completare l'attacco per San Matteo. Entrambe le squadre hanno eseguito il bonus. Si chiama un cambio forse? No. Alla fine Raffaele effettua la rimessa. Melita sfrutta il blocco, serve sull'esterno Morabito, stanno finendo 24. Morabito, il tiro è corto, il mazzo di Melita ancora corto, Casanzeva, terzo tentativo, ancora un errore da sotto. Alla fine la palla la prende Salice che serve Gatti, Ragusa la sbroglia in difesa, Chessari, adesso Salice, Gatti tutta sola, soletta, abbandonata la difesa, va da 3, gran tripla di Laura Gatti, la capitana delle Aquile Biancoverdi. Più 21, massimo vantaggio raggiunto dalla formazione ragusana. Melita, Shine in post basso, non si gira, serve Melita, penetrazione, un gancio che non va a segno, cioè un sottomano che non va a segno. Shine ci vuole 3, la mette Lara Shine, primi punti per lei in questa Serie D. Tripla Chessari, Gatti prova Mallo a girarsi, serve ancora Chessari, penetra Chessari, supera Morabito, supera Shine, alla fine si trascina la palla a fondo campo, non è fallo. Dunque palla Messina. Ancora qualcosa che non va, referto elettronico. È stato un altro cambio, è entrata Terrone, è uscita Chessari. C'è qualcosa che non va ancora. È ricominciata la partita. Allora, incomprensione tra il tavolo e l'arbitro Perrone che ha visto un ok che non c'era. Mario Giunta gli diceva di fermarsi, adesso vediamo come si riprende. Rimessa ancora a fondo campo
Melita per Raffaele, sempre pressing altissimo di Ragusa, è dura per le avversarie quando per 40 minuti devono subire un pressing del genere. Melita, non serve Shine, rimane in possesso di palla, ancora Gatti che anticipa Kazantseva, non si sente di tirare, ruba palla, Melita, il passaggio è stato intuito, è stata la palla a Salic, ancora Melita, serve Kazantseva, va a segnare. Doppia cifra per la giocatrice ucraina, prima giocatrice della partita ad andare appunto in doppia cifra. Salic per Gatti, avanzando per Terrone per la penetrazione di Salic, ancora ci prova Gatti, un arcobaleno che attiene dalle mani di Melita, momento totalmente di confusione di questa gara. Salic stoppa praticamente Kazantseva, fallo poi commesso dalla ex miglior marcatrice della Serie B della scorsa stagione sulla lunga, secondo fallo per Salic, ancora un cambio, esordisce in partita Sofia Cintolo che porta un nome piuttosto importante, ovvero quel Cintolo, erano mi pare due fratelli nella Virtus Ragusa di tantissimi anni fa, erano giocatori di Serie B. 11 presenze e 9 punti per lei nella scorsa stagione, per Sofia Cintolo, classe 2006. Sono 2 tiri per Kazantseva che parte da 10 punti. Classe 2003, Valeria Kazantseva, già giocatrice anche delle nazionali giovanili dell'Ucraina. 2 su 2 per lei, 185 cm, recita del sito della FIBA. Salic per Mallo, adesso l'allenamento da Cintolo, ancora Salic, un blocco pesantissimo di Olodò su Raffaele, prova il tiro Mallo, subisce il fallo, andrà dalla lunetta, il fallo è stato commesso da Shine. Dicevo, Kazantseva ha disputato l'Europeo Division B con la nazionale Under 16 nel 2019. Quinto fallo di Shine. Non è il quinto fallo di Shine, abbastanza evidentemente. È il primo fallo di Shine. L'arbitro Perrone è al tavolo a discutere appunto con Stefania De Luca, referto elettronico, per capire un pochino cosa è successo. È stato segnalato un quinto fallo che era in realtà un primo fallo. Catania e Golfo Basket sono in tribuna, pronte per la seconda partita che le vedrà protagoniste. Vediamo come si riprende, penso a questo punto con tranquillità, con 2 tiri normali. E il secondo fallo, abbiamo ricostruito alla fine il secondo fallo per Lara Shine, quest'anno protagonista alle finali nazionali Under 16 Under 18 con la PCR del 3x3. Niente da fare per Salic, già San Matteo dall'altra parte con Kazantseva, la anticipa Olodò, l'ultimo tocco della giocatrice ucraina, e dunque Mel Olodò si può congratulare con se stessa per questo tocco finale. No, ha cambiato idea Alvin Perrone, dunque rimessa da fondo campo per San Matteo. Ottima giocata di Olodò che ha anticipato Kazantseva, Olodò che appunto diciamo la situazione in Serie A è di origini del Benin, stato dell'Africa centrale, subsahariana. Kazantseva per Shine, tiro corto, il quarto tentativo credo da 3 della giocatrice messinese. Ancora una volta dubbi su chi deve toccare il pallone.
Se questo ultimo a toccare, a questo punto dovrebbe essere stata una giocatrice di Ragusa e dunque 14 secondi probabilmente per San Matteo. (24 secondi per San Matteo). Ah, perché mancano 4 secondi alla fine del terzo quarto. Morabito prova la tripla e va a segnare una bella! Si chiude così questo terzo quarto con la tabellata a segno di Asia Fiona Morabito. 4 punti nella sua partita, punteggio di 29-41 al termine di 30 minuti, con un 9-0 di break aperto per Messina, ma ci fermiamo qualche secondo. Riprendiamo per l'ultimo quarto di San Matteo Messina, Ieva Team Ragusa, opening day Serie B femminile al Pato Marchio di Vie Grande, ospite della pallacanestro Vie Grande che ha concesso il suo impianto per questo secondo opening day. Si fa in Serie A e in Serie B in Sicilia. Questa manifestazione che porta in campo la maggior parte delle giocatrici della massima serie regionale. Mancano soltanto giocatrici di Palermo, del Verga e del San Matteo. Si riprende con palla San Matteo. Ultimi 10 minuti di gara con Morabito per Scardino. Olodò anticipa Kasantseva, poi perde il pallone. Sarà palla per San Matteo Messina. Questa rubata poteva portare a un contropiede, invece si è rivelata una persa in realtà per la formazione ragusana. San Matteo ha un break aperto di 9-0. Shine per Melita, passo indietro, sfrutta il blocco, non supera Mallo. Kasantseva prova a superare Olodò, si scontra, fa gli autoscontri con Olodò e Mallo. Rimane in possesso di palla, la palla va a finire nelle mani di Shine. Difficilissima sia la posizione del 24 sia quella degli arbitri. Alla fine palla trattenuta e sarà palla per Ragusa. Ennesimo giro della freccia. L'arbitro Perrone a colloquio con coach Grillo e con il preparatore Cordaro. Claudio Cordaro, giocatore importante nella storia del basket messinese negli ultimi anni in Serie C, visto con le maglie delle principali squadre come il Basket School e il Fortitudo. Quest'anno fa il preparatore per il San Matteo Messina. Chessari su di lei Scardino,
serve Salice, si gira sul piede perno, una piroetta che consente di dare palla a Mallo, le strappa il pallone, Melita, non so se considerarlo una palla rubata o una stoppata invece di Holodov su Melita, momento di grande conciliazione nella partita. Salice chiama Pollice, potrebbe servire Cintolo, alla fine la palla a Mallo, sta facendo 24, la palla muore tra le mani di Chessari, dunque sarà rimessa per San Matteo. Strano perché la panchina stava urlando in maniera chiara ai 24 secondi, non se ne sono accorte le ragazze in campo, in trance agonistica. Morabito per Scardino, Shine, serve Morabito in post basso, ancora Melita, prova un tiro libero in movimento, Casanza, si va a segnare 14 punti per la lunga ucraina. Al momento miglior marcatrice di entrambe le squadre e break aperto di 11-0 per Messina, meno 10. Mallo ci prova da lontano, tiro corto, in balzo di Shine, ha trovato la quadra coach Grillo con questo quintetto. Ribadisco, è 11-0 il break aperto per la formazione in maglia bianca. La palla viene trascinata fuori da Chessari dopo il terzo tempo entrato da Scardino. Dunque sarà rimessa a fondo campo con 13 secondi per San Matteo Messina. Cambio, intanto rientra Josephine Di Fine, le dà il posto Sofia Cintolo, d'altra parte rientra Raffaele che dà fiato a Melita. Morabito per Scardino, su di lei Chessari, la reazione di Scardino, stoppata di Olodo, stoppata giudicata credo fallosa dall'arbitro, sì, dall'arbitro giunta. Sono 2 tiri per Elisabetta Scardino, lo scorso anno 3,3 punti di media con la maglia del San Matteo, lei che è classe 97, cresceva proprio con San Matteo, poi transitata al Cus Unime, una stagione per lei, anzi solo 3 partite con la Rescifina Messina nel 19-20, per il resto sempre con Cus Unime, che poi era in realtà proprio il seguente del San Matteo. Appunto la formazione biancorossa, 0 su 2 liberi, Ragusa in possesso di palla, si prova a girare Olodò, dà palla troppo bassa tra le gambe di Scardino, ancora una palla d'opportunità, ancora una volta si dovrà ricorrere alla freccia. Partita ancora molto aperta, 10 punti separano le due squadre. Più 10 per Ragusa, ma San Matteo con 11-0 di break aperto. Morabito, Raffaele per Shine, prova il taglio Scardino, Shine preferisce rifugiarsi in Morabito, un consegnato, hand off, poi alla fine la palla finisce in qualche maniera a Casanzeva che manda il pallone contro il tabellone, finisce 24, ancora una volta palla muore tra le giocatrici che palleggiano, in questo caso Emanuele Raffaele che non riesce a trovare una soluzione. Sarà rimessa per I Have a Team. Salice per Chessari, Di Fine, Olodò in post basso, riceve, non riesce a girarsi perché Shine fa un'ottima difesa, la palla finisce a fondo campo, Di Fine non la trattiene, sarà rimessa per San Matteo Messina con Manuela Raffaele. Fallo di Chessari, vediamo se il tavolo dice quarto o quinto fallo, vediamo se dice il tavolo, quarto fallo di Claudia Chessari, quindi è stato corretto l'errore precedente. (19 secondi per l'attacco di Messina).
No, 24 secondi perché ha rimesso dalla difesa. Con Elisabetta Scardino che in carica la palla Morabito. Shine. Scardino, penetrazione di Scardino, bellissima azione travolgente. Alla fine non riesce a trattenere la palla a Kazantzeva che aveva ricevuto, doveva provare a alzarsi e a tirare. D'altra parte già Ragusa con una Lodò va a appoggiare a canestro Lodò, 2 punti per lei e 7 nella sua partita. Si sblocca dopo tantissimi minuti Ragusa, dopo l'11-0 di break, adesso più 12 il punteggio. Raffaele penetra, scarica su Scardino, c'è il blocco portato da Kazantzeva, a rimbalzo vanno Lodò e Kazantzeva, meglio la giocatrice ucraina. Morabito per San Matteo che prova ancora a attaccare, ancora un pick and roll tra Scardino e Kazantzeva che va a segno in the bucket, 16 punti per l'Ucraina, più 10 ancora Ragusa, ma una partita apertissima. Kessari che mascava pollice, Kessari per di fine, serve Salice, Gatti 1-2 con Salice, tiro che fa fine contro il tabellone, non c'è fallo, 2 giocatrici di Strattero ma non c'è fallo, già San Matteo dall'altra parte con Scardino che aspetta che arrivi Raffaele. Dice importantissima nell'equilibrio della formazione messinese, subisce fallo, va a segnare, Perrone dice no, non è buono il canestro, fallo arrivato prima, il canestro non è buono, fallo sanzionato a Salice, terzo fallo per lei, cambio, Scardino e Ingrassia fanno staffetta. Andrà a fare una rimessa a fondo campo, ma non era Raffaele. Si è andata in maniera piuttosto veemente, si aspettava che fossero convogliati i 2 punti del terzo tempo, ma alla fine Perrone ha visto il fallo prima all'inizio del movimento continuo. Morabito per Raffaele, prova ancora una penetrazione, scarico sulla giocatrice ucraina che va ancora a bruciare la retina. Grande protagonista della gara, Valeria Kazantzeva. Sono 8 i punti che separano le due squadre, si torna sotto doppia cifra di vantaggio per Ragusa dopo tantissimo tempo. Dopo l'11-0 di break, tiro sbagliato di Salice, rimbalzo di Ingrassia. Già dall'altra parte San Matteo. Partita coraggiosissima la formazione messinese. Raffaele penetra un arcobaleno alla fine delle mani di Kessari. Grande assist di Kessari per di fine. 2 punti della giocatrice paragonese. Quinto per lei in partita, 35-45, di nuovo più 10 Ragusa. Partita accesissima. Quando mancano 4 minuti alla fine. Shine sui levi di fine. Lara deve dare a Ingrassia, prova la tripla Ingrassia, forte il tiro, rimbalzo di Gatti. Gatti passa nel campo, palleva play, serve sull'angolo di fine. Consegnato di Mazza per Kessari, si gira Claudia e serve sull'angolo, Salice, prova la tripla, a terra ancora 2 giocatrici, non c'è fallo, Raffaele recupera la palla per San Matteo che deve ancora attaccare. 10 punti di svantaggio per la formazione messinese. Morabito gira una giocatrice, alla fine esce dai blocchi Shine, con la penetrazione Shine, subisce fallo di fine, sarà il suo quinto fallo personale. Coach Grillo praticamente a metà campo per dare indicazioni alle sue compagne. Coach Grillo che si è ritirata non più di 2 anni fa. Quinto fallo, sospensione. Noi ci fermiamo qualche minuto.
Aieva Team 45, San Matteo 35, più 10 i punti che sono 10 punti che sono le due squadre. E su San Matteo avrà 14 secondi per l'attacco. Ingrassia si incarica della rimessa. Ricordiamo al momento la miglior marcatrice è Valeria Kazantseva con 18 punti, l'unica peraltro in doppia cifra, con un punteggio tanto basso eppure normale. Kazantseva riceve dalla media, Ingrassia, si allontana da canestro, direi Kesseri sotto il blocco, tocca la palla a Gatti che va fino in zona difensiva, 4 secondi per concludere l'azione, qualcuno deve tirare, un secondo, nessuno tira, ancora una volta difesa di Ragusa molto attenta, è riuscita a evitare che San Matteo arrivasse al tiro. Devo dire altra notazione, in questi ultimi minuti le difese hanno fatto da padrone da entrambi i lati, grandissima intensità da parte di Ragusa nell'arco di tutta la gara, mentre i giri per la formazione di San Matteo sono cresciuti negli ultimi minuti. Salice per Kesseri, si prende il blocco di Olodò, Kesseri perde la palla, l'attaccata in Ingrassia fino a fondo campo, 6 secondi per l'attacco di Ragusa. Quando mancano 157 secondi alla fine di questo quarto. Mazza per la rimessa a fondo campo. Troppo irruente Raffaele che praticamente arriva addosso a Mazza, ride anche Federica di questa cosa. Chiaramente non voleva Manuela Raffaele fare questa, per fermare diciamo il gioco. Salice per Kesseri, reazione di Kesseri, prova la tripla, la scheda dei 24, si infrange sul ferro del tiro, rimbalzo di Raffaele. Manuela Raffaele davanti a sé a Mazza. Un arresto a 2 tempi per lei, Ingrassia non vuole rischiare, si prende il blocco, raddoppiata Ingrassia, Olodò strappa il pallone alle mani di Kazantseva. Salice per Federica Mazza, perde il pallone, lo recupera alla fine Ingrassia, 2 mani sulla palla, cambia 24, cambia il controllo. Raffaele per Cosenza, tiro lungo, ma colpisce lungo il ferro, rimbalzo di Raffaele. Cosenza ci prova a spararla da 3, non buono, è la sua mattonella quella. Kesseri prova a uscire la difesa, la palla ammazza, che la sia Morabito sul filo degli 8 secondi. Prova da lunga distanza Salice, la segna da 2. Time out per coach Grillo, era da 2, la segnata in maniera abbastanza chiara l'arbitro Coda, ovvero Mario Giunta. Per Salice sono 10 punti, prima giocatrice di Aiavini andare in doppia cifra, ci vediamo qualche secondo. Torniamo in diretta, 1 minuto e 35 alla fine della prima partita dell'Opening Day di Serie B femminile tra Aieva Team e San Matteo, più 12 per la formazione ragusana. Rimessa a fondo campo per Manuela Raffaele, dunque per San Matteo. Presta tutto campo, come sempre, la formazione delle Aquile biancoverdi, o delle Aquilotte biancoverdi, posso dire, visto che sono tutte giovanissime. Si passa dal campo, Morabito chiama schema testa, Cosenza porta il blocco, Morabito serve, Kazantseva va a segnare, 20 punti per Valeria Kazantseva, veramente giocatrice di categoria superiore.
ha iniziato la partita così così, poi alla fine alla lunga è uscita e ha fatto un'ottima gara. Non completa l'end one, rimbalzo dalle mani di Gatti, più 10, ormai partita che sembra iniziata verso Ragusa, ma tutto è possibile. Abbiamo visto San Matteo capace di rimontare dal meno 21, portarsi sul meno 8. Adesso un'altra rubata da parte di San Matteo con Cosenza per Ingrassia, rubata da Di Morabito. Cosenza si avvicina al canestro, si allontana, passa in Ingrassia, bisogna velocizzare le azioni. Ancora un blocco, ma con lo show di Gatti, Casanzeva tutta sola, fallaccio di Mazza su Casanzeva, molto forte il contatto, chiede cambio Casanzeva. Si è fatta male, si è sentito anche da qua il contatto, solo abbastanza violento, sta piangendo addirittura Casanzeva, si è un po' preoccupata forse. Le compagne addosso, entra Claudio Cordaro per dare una mano, anche la dottoressa entra in campo per soccorrere la giocatrice. Rientra Simona Cascio per gli ultimi 46 secondi e spiccioli di questa partita. Rimanete con noi a fine gara perché sentiremo gli allenatori e le protagoniste di questa gara e poi dopo altra diretta con Golfo Basket contro Catane, seconda parte di questo opening day. Palla per Cascio, San Matteo Messina in possesso di palla, 10 punti a rimontare, Morabito si allontana, serve Ingrassia, riporta il blocco Cascio, alla fine Mazza recupera il pallone, mette in ghiaccio questa gara praticamente. Chestari perde tempo alla formazione ragusana, fallo di Raffaele necessario per interrompere il gioco, non c'è bonus, dunque primo fallo addirittura per San Matteo in questo quarto quando mancano 27 secondi. Federica Mazza da palla Chesseri, sportellate con Raffaele che alla fine commette fallo in maniera necessaria, ripeto, perché bisogna interrompere il gioco. Tutte in piedi le ragazze della panchina di San Matteo. Terzo fallo per Maria Raffaele, ancora una rimessa per Ragusa che ha 14 secondi, quando sul tabellone grande sono 16 secondi da giocare. Chesseri ruba palla Raffaele, ultimo tocco per Mazza, crollano a terra le giocatrici. Palla San Matteo che avrà l'occasione di scendere sotto doppia cifra di svantaggio e chiudere in maniera, a mio avviso, positiva questo opening day, malgrado la sconfitta. Palla a Morabito per Ingrassia, serve Cosenza, tentativo da 3 di Cosenza, la mette e riescono nell'impresa le giocatrici del San Matteo di chiudere con meno di 10 punti di svantaggio dopo essere crollate sul meno 21 alla fine della gara. I have a team 47, San Matteo 40, vince la prima la formazione ragusana, ma buona prestazione di San Matteo. Noi adesso mi avvicino al bordo campo per le interviste.
dopo ti saluto. Sono a bordo campo con coach Ivan Baglieri. Oggi buon esordio per voi, vittoria, però forse salviamo più il punteggio della prestazione? Allora, intanto buonasera a tutti. Sì, buon esordio per la vittoria, per i 2 punti contro una squadra molto ben attrezzata. Non la scopriamo oggi San Matteo Messina. Noi dobbiamo sicuramente dobbiamo migliorare molto sull'atteggiamento, sulla concretizzare tutti i vantaggi e fare molti step sicuramente. Che dire? Viene una Federica Mazza da cui passa la maggior parte delle azioni e che si dimostra giudice di categoria superiore, una Gatti importante al rimbalzo. Sì, non le scopriamo adesso, quindi sono giocatrici di peso dentro il campo, fanno tanto, ma l'obiettivo nostro è riuscire attorno a questi simboli, riuscire a costruire una squadra delle piccoline, riuscire a amalgamarle per rendere al meglio possibile. Questo giocando, ora cominciando ad allenarci, inizieremo gli allenamenti prima o poi, speriamo di riuscire a farlo. Benissimo, grazie coach Baglieri. Grazie. Grazie. Ti domanderò. Sono con Laura Gatti, protagonista della gara, che non vuole parlare, mi sa. Laura, com'è andata questa prima partita? Beh, considerando il fatto che ci siamo allenate molto poco insieme, il risultato, diciamo, ci siamo portati a casa i 2 punti, però potevamo fare sicuramente meglio. Diciamo che la fortuna è stata che avevamo un vantaggio di 17 punti, perché se fossimo state punto a punto, il fatto che loro alla fine erano più aggressive di noi ci avrebbe penalizzato. Però intanto i 2 punti ce li siamo presi e adesso si torna a casa, inizieremo a lavorare meglio sulle cose che abbiamo sbagliato e basta. È stato molto interessante il duello con Kazantseva, Sì. penso anche nel campionato vi vedrete molto spesso. Sì, Come l'hai visto questo duello sotto canestro? beh, sicuramente lei è una aggressiva che quando cerca la palla riesce bene a concludere, quindi non era facile marcarla, però diciamo che dovremmo sistemare anche queste cose, non abbiamo avuto molta possibilità di lavorare, però adesso questa settimana lavoreremo di più anche su questi dettagli. Emozioni del tuo rientro in Sicilia? Emozioni per il tuo rientro? Beh, diciamo è stato molto strano, però Vivan è una persona che dà molta fiducia, che stimo molto e quindi sono contenta di essere tornata qui e vedremo, sarà un lungo campionato, però gli obiettivi che abbiamo sono importanti, speriamo di portarli a termine. Grazie mille Laura. Grazie a te, ciao. Manuela? Sono con la capitana del San Matteo, Manuela Raffaele. Manuela, è stata una partita di grande intensità, la potevate anche portare a casa nel finale forse? Sì, diciamo che i primi 3 quarti abbiamo giocato molto sottotono, abbiamo subito il loro gioco perché comunque sono delle ragazze con grande tecnica, c'è solo da imparare. Abbiamo subito i primi 3 quarti, poi l'ultimo quarto diciamo ci avevamo messo più voglia, più grinta, però non ce l'abbiamo fatta. Dobbiamo lavorare tanto perché abbiamo 6 nuove ragazze giovanissime, ci vuole un bel po' di tempo per farle entrare nel ritmo della squadra, quindi c'è tanto lavoro da fare. Ecco. Però si conferma come sempre San Matteo è una squadra che in difesa fa l'arma migliore, diciamo, intensità incredibile. Sì, diciamo che questa qui è la nostra arma. Però come ho detto prima dobbiamo essere più unite, non è semplice, lavoriamo tantissimo in allenamento nel giro palla e anche in difesa, però ci vuole un po' di tempo. Ecco. L'ultima cosa è il tuo secondo opening day dopo l'anno scorso, come la vedi questa manifestazione per il basket femminile? Penso che sia una cosa molto entusiasmante perché magari riesce a far unire tante persone e magari portare anche il basket ad alti livelli, quindi penso che sia una bella manifestazione. Ecco. Grazie mille Manuela Raffaele. Grazie. Ultima intervista della prima partita con coach Simona Grillo, l'ultima intervista. Questa partita è stata dalle 2 facce, come l'hai vista tu? Per ora sono di un nervoso, io ridiamo.
Allora, tutto sommato è andata bene, cioè nel senso che mi aspettavo, vedendole tutte al completo un po' mi sono impaurita, però poi ho cercato di caricare le ragazze nello spogliatoio. Il problema è che se noi abbiamo dei blackout è normale che con queste squadre che sono veloci, molto più alte di noi e che corrono, è normale che noi dobbiamo fare 40 minuti, tutti e 40 minuti come si deve e non l'abbiamo fatti, quindi questa è stata la nostra pecca. Se avessimo giocato come abbiamo giocato in un quarto, non lo so se finiva così, però dico tutto sommato mi aspettavo, mi è andata bene, dai. Ecco, ci sta. Diceva Manuela Raffaele prima che state cercando di integrare queste nuove giocatrici, anche perché il roster si è ringiovanito abbastanza rispetto all'anno prossimo. Sì, abbiamo ringiovanito e devono avere pazienza loro in primis perché sono in campo con le ragazze più giovani e io pure. Infatti oggi qualcuna sembrava più sciolta e qualcuna invece era tirata. Hanno un po' di paura, dico spero di sbloccarla proprio a poco in allenamento, ma loro devono avere più sicurezza, cioè deve partire anche da loro, ma ce la faremo. Perfetto, grazie mille coach Grillo. Grazie a voi. Grazie. Vi rimandiamo a fra pochissimi secondi, ci sarà la seconda partita della giornata tra Golfo Basket qui a destra e Catania Basket. A dopo da Roberto Quartarone.